Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi in realtà non faremo una vera e propria escursione, ma vi porteremo a visitare uno dei tanti tesori del Veneto, il Venchetto di Celarda. Si tratta di una riserva naturale di popolamento animale e vegetale. Ci troviamo a pochi chilometri da Feltre, quindi provincia di Belluno. E adesso stiamo per entrare nel Venchetto. Aperto tutti i giorni, ingresso libero, orario 8-18. Qui vengono allevati due tipi di trote, la marmorata, che è quella autoctona, e questa qui che è la fario. A quanto pare non hanno decisamente paura. Ah, ecco, brava, Ha capito. ha capito come fare. Ciao bello. Ciao.
Purtroppo ci sono lavori di manutenzione e i rapaci non ci sono. Centro visitatori. Di onde di piena improvvisa. Scolaresca. A cosa serve questo dispositivo? È un ombrello entomologico che serve a raccogliere gli insetti che stanno sulle piante. Ora su questo abete scende poca roba perché vedete è tutto bagnato, però insomma qualche insettino c'è. Questo è il pisciolino d'argento, Sì. che si trova anche in casa. Sì, Questo. sì. Sì, poi ci sono degli altri piccoli insettini, ma poca roba perché è ancora troppo bagnato. E a voi serve per sapere Sì, perché quali noi insetti ci sono? certo, sì, noi facciamo monitoraggio sugli insetti, anche perché abbiamo insetti rari qui in riserva e quindi ci serve per monitorare questi insetti. Interessante, grazie. Sì, niente. Non si fa così per lì e quello. C'è un po' di affollamento. Non si può, bisogna aspettare che vengano via. Questo è l'osservatorio del lago, il lago dell'isola. Come i laghi di Ridine, Sì, più o meno. È buio. È buio. Se bisogna aprire. Aprire qualcosa. Ah, questo è più. Qui c'è una maniglia. Mhm. Qui c'è una. Questo è per fissare, qui devi tirarlo su.
aspettar che non ti Casca in testa. fa da ghigliottina. No, così. Ah sì. Ecco fatto. Attento che non diventi una ghigliottina. No, lo tengo duro. Sì, Non ti fidi del meccanismo. non tanto. Però forse questo è più bello. Qui. Vediamo cosa si vede qua. E il lago si vede. Bel meccanismo. Proviamo questo. Qui c'è proprio boscaglia. Boscaglia che entra dentro. Beh, dai, richiudi. Ok. Mamma mia. Ah. Ed ecco il piave. Buon appetito! Che buono! Buono pieno! Sempre di sì. Vai. Che bello! C'è una sedia. Sì. Due capelli. Esci fuori? Oh, che bello.
In questo momento stiamo attraversando la zona delle risorgive. Che ha un collare bianco e vedete lei è uscita dall'acqua, mi tolgo dal suo percorso, la lascio passare. Bene, stiamo per uscire dal Vinchetto. La visita è stata bellissima, interessantissima, veramente istruttiva. Facilissima, non c'è un metro di dislivello, ideale per famiglie. Noi ci salutiamo qui, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Autos. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus.